Allora, sicuramente i ragazzi hanno dimostrato di essere superiori all'avversario dal primo minuto e sono contento di come è stato l'approccio perché è tutta la settimana che abbiamo fatto un buon lavoro di preparazione, sapevamo che dovevamo lavorare su noi stessi, infatti già martedì a Calvisano abbiamo fatto un ottimo allenamento, c'è stata intensità per tutta la settimana, sapevamo che era l'ultima partita in casa prima della fine dell'anno e volevamo fare bene. Il risultato è arrivato, il gioco è arrivato e quindi per il momento tanti lati positivi per oggi. Ma la cosa più evidente di oggi è che la squadra ha giocato insieme, hanno giocato tutti l'uno per l'altro, hanno fatto ognuno il suo fatto bene e poi il risultato alla fine si vede. Quello che veramente di cui siamo soddisfatti oggi è che abbiamo visto veramente una squadra lavorare, il singolo a lavorare per il gruppo e il gruppo a lavorare per il singolo e quindi alla fine i risultati arrivano facendo in questo modo. Ma Sami ha avuto già una settimana un po' complicata, volevamo farlo giocare dall'inizio comunque perché ci dava delle caratteristiche dietro di cui avevamo bisogno questa partita, quindi arrivava già da qualche giorno così e così, ha fatto buoni 40 minuti, poi sì, ha avuto una piccola, speriamo un piccolo infortunio, adesso farà gli accertamenti, ma sono sicuro che tornerà in campo prima possibile, insomma. No, sicuramente abbiamo ben identificato quali sono le nostre difficoltà per il momento e in casa per il momento siamo riusciti a esprimerci sempre abbastanza bene e dobbiamo fare sicuramente un salto di qualità fuori casa, quindi la prima partita a Valsugana sarà importantissima per capire quanti passi in avanti abbiamo fatto. Abbiamo un mese per lavorarci, abbiamo un mese per riposarci, riprendere energie e partire dalla confidenza che abbiamo avuto oggi in campo per poter prestare al meglio in queste due partite che chiudono il girone, ma che ci daranno anche la dimensione di quello che potremo essere poi per la fine del campionato.